Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi l'argomento è diverso dal solito, ma è basato su quello che è la mia esperienza in materia di consulti. Io voglio appunto conciliare il desiderio che ho di trasmettervi conoscenza, di rendervi in grado di capire quali sono le strutture di questo mondo, le leggi che governano appunto la creazione, ma oltre a ciò io metto al vostro servizio quelle che sono le mie competenze e il mio sapere. È un mio grande desiderio ovviamente quello di esservi di aiuto e di vedere le vostre vite trasformarsi. Qual è l'argomento, diciamo, top dei consulti? L'amore. Questo era abbastanza ovvio, in seconda battuta vengono preoccupazioni legate all'aspetto economico, poi la salute, poi ci sono magari dei casi particolari, ma ecco, l'argomento principe è senza dubbio l'amore, le relazioni di coppia, le preoccupazioni legate a determinate situazioni o il sopraggiungere di una passione magari nel momento in cui si è già in coppia con un'altra persona, il timore di essere traditi dalla persona amata, le preoccupazioni di aver perso qualcuno, di temere di averlo perso per sempre, di non vederlo tornare, insomma le questioni di cuore sono il motore pulsante, sono la spinta, quello che è il carburante della nostra vita. Infatti sono tantissime le persone che quando sono serene, quando stanno bene, quando la loro vita affettiva funziona, riescono a dedicarsi con maggior profitto anche al resto. È chiaro che esiste una prima bolla quando nasce un amore, quando si crea un nuovo potentissimo legame con qualcuno, ecco che questa bolla ci rende un po' incapaci di intendere e di volere, nel senso che riusciamo a vedere soltanto quella persona, a vivere soltanto quelle emozioni, nell'attesa appunto di poter sentirlo, vedere o incontrare questa persona. Questo accade, è un dato di fatto che penso tutti abbiano sperimentato almeno una volta nella vita. Dunque possiamo immaginare come una cosa così grande, così potente, che è in grado di renderci ciechi di fronte a tutto, sia anche come quella luce fortissima verso cui siamo attratti e che appunto può guidarci o meno. Dunque nel momento in cui la situazione affettiva è compromessa, nel momento in cui il nostro equilibrio, che poi immancabilmente facciamo dipendere da una cosa piuttosto che un'altra, sebbene come abbiamo visto sia tanto molto veramente importante ricondurre tutto verso il centro e guardarsi dentro, fare un lavoro di correzione, e questo continua a essere un discorso più che valido e assolutamente prioritario. Tutti quelli che appunto desiderano una vera relazione con qualcuno, desiderano veramente una coppia solida, devono fare un lavoro prima di tutto individuale. Fermo restando questo, la maggior parte di noi comunque ha necessità di sapere, di avere qualcuno accanto o di sapere appunto se la persona che hanno accanto è sincera, affidabile, fedele. Tutti quanti abbiamo le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, e dunque in un mondo che divora se stesso, in un mondo che vive appunto del nutrirsi di se stesso, in un mondo di illusione in cui quasi tutto quello che ci circonda in realtà è frutto di una percezione basata su sensi fisici, che però non è il tutto, non è completa, non è un qualcosa di ehm, affidabile, non perché non lo sia constatare le cose con mano o con i sensi fisici,
ma perché i sensi fisici sono limitati in un mondo in cui non c'è soltanto la dimensione fisica. Detto questo, detto appunto, fatta questa parentesi, in un mondo che divora se stesso, in un mondo in cui la maggior parte delle cose sono un'illusione, resta però certo che, sebbene anche certe dinamiche non siano che altro che un'illusione, noi le viviamo veramente e le percepiamo veramente, cioè la sofferenza che può derivare da certe situazioni è reale e dunque merita attenzione, merita correzione, merita una guida, merita un aiuto se necessario. Dunque non esitate a chiamarmi se siete pervasi da dubbi, se la persona che vi è accanto è cambiata, se non vi sapete dare una spiegazione, se avete necessità di capire o di mettervi al riparo o in determinate occasioni, cioè qualora voi sospettiate qualcosa e dobbiate muovervi di conseguenza, ma non avete modo di capire o avete anche paura forse di trovare la risposta da soli, io sono qui per voi. Sono convinta appunto che la serenità emotiva sia alla base di un percorso spirituale poi e di un percorso di accrescimento personale, di autorealizzazione che comunque non va appunto trascurato. Questo perché, sebbene il percorso sia individuale, in realtà il mondo è basato sulle polarità e anche noi dobbiamo non solo equilibrare la nostra propria polarità maschile e femminile, ma trovare nel mondo la controparte, che appunto è la famosa metà della mela. Dunque io, lo ripeto, con il pendolino si può indagare di tutto, esistono molti quadranti che permettono appunto di valutare l'affinità di coppia, valutare sul lungo periodo l'andamento della coppia, vedere come è possibile superare una crisi attraverso poi ovviamente dei lavori mirati che poi vengono valutati e vagliati insieme. Ma soprattutto il pendolino può dare delle risposte, risposte affidabili. E dunque, oltre al pendolino, poi che è sempre molto chirurgico nelle risposte perché dice una cosa senza tanti fronzoli, possiamo comunque arricchire il quadro della situazione, verificare le forze in gioco, verificare le emozioni, verificare le cose che potranno succedere interrogando le sibille. Dunque chiamate con fiducia, troverete presso di me una persona amica che vi ascolterà, che vi aiuterà, vi sosterrà e vi chiarirà un po' le cose. Se qualcuno sarà valido per voi, non farò tanti giri di parole, così come se qualcuno non sarà valido per voi. Quello che mi preme è la serenità e la serenità talvolta è non perdere tempo, non disperdere energie magari nella direzione sbagliata. Dunque chiamatemi con fiducia, siamo qua per voi. Un abbraccio dalla vostra Edegarda, a presto.